votare ogni tanto, ma sono attento alle cose che succedono attorno a me, no? E anche mi prendo la briga magari di fare ogni a qualcuno se le cose non funzionano. Concludiamo con un ultimo intervento. Abbiamo le nostre due giovani ragazze di quinta F, aspettate, Letizia e Nomi, di Federica, che diciamo così tirano delle conclusioni finali. Bene, grazie. Allora, un aspetto di questi incontri che ci ha molto colpito è l'influenza che il paesaggio ha su ognuno di noi. Il paesaggio rappresenta l'origine di emozioni provate da tutta l'umanità e un punto di inizio per crescere. Abbiamo visto come l'ambiente influenza l'artista a tal punto di sviluppare una tecnica specifica per poter esprimere ciò che si prova a vivere a contatto con la natura e con il proprio luogo d'origine. Ci ha colpito il paesaggio della tempesta di Giorgione, come avete sentito nella presentazione del primo incontro. Tuttavia abbiamo anche sviluppato delle problematiche sul paesaggio che dispone. Allora, proprio partendo dall'importanza che ha il paesaggio a livello umano, abbiamo capito che l'ambiente va tutelato in ogni modo. Questo non solo, secondo me, con delle organizzazioni, ma anche appunto, come ha detto il professore, noi dobbiamo essere i primi a intervenire, sia come studenti sia come cittadini. E per questo speriamo che questi incontri servano anche a questo, cioè a sensibilizzare noi studenti, ma anche gli altri che partecipano, ma soprattutto attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e speriamo anche della politica, perché capisca che i paesaggi vanno tutelati, perché ogni giorno magari ci capita di andare in giro e vedere una casa nuova in costruzione e di fronte magari una casa abbandonata e fatiscente. E secondo me questo non significa davvero tutelare il paesaggio, ma significa solo creare degli spazi magari ben curati e poi lasciare abbandonati degli altri. Quindi appunto speriamo che questi incontri facciano capire quanto il paesaggio nella sua totalità e l'ambiente vada tutelato, ma soprattutto che la natura va rispettata e quindi non va semplicemente recintata e controllata, ma va capito cosa si può fare in ogni singolo territorio in base anche alle caratteristiche appunto di un singolo territorio. Grazie. Concludiamo, ma non subito. C'è sempre il dibattito alla fine. Abbiamo qui alcune persone, la professoressa Meli di Storia dell'Arte, l'architetto, penso tu sei architetto? No. No, non sei architetto, ma insegna qualcosa che c'è nella professora Piazzolla. Abbiamo insegnanti di scienze, c'è il professor D'Abicone, adesso non lo vedo più dove si è infrattato, si è da scuola di storia dell'arte, quindi insomma ci sono alcuni insegnanti di scienze a profusione, vedo questo, 4 insegnanti, e il professore dell'agrario che non so cosa si immagina, scienza agraria, ecco insomma, quindi abbiamo anche competenze molto diverse, no? Prima si è detto più volte che il paesaggio è una cosa complessa, entrano i giuristi, gli economisti, gli storici dell'arte, i restauratori, buongiorno preside, vuole dire una parola così in mezzo nelle more del discorso? No, darci una benedizione. Urbitorvi. No, mi compiace il fatto che siate qua. No, mi compiace del fatto che siate qua, perché insomma venire a dedicare un pomeriggio del vostro preziosissimo tempo, no? Perché avete lasciato magari Facebook, altre diavolerie varie, no? Per venire qua magari, come al di là delle battute, insomma, dimostra che insomma anche nelle nuove generazioni c'è qualche interesse significativo, su questo noi ci facciamo conto, ok? Buon lavoro e speriamo che questo sia il trampolino di lancio per altro, ok? Bene, grazie. Abbiamo colto dalle relazioni che si intrecciano attorno al paesaggio cose molto diverse, competenze molto diverse. Guai pensare al paesaggio che sia solo una questione estetica o solo economica o solo, che ne so, anche legata alla produzione agricola, eccetera. Proviamo a dire qualcosa. C'è qualcuno che vuole
so, fare una domanda o fare una riflessione, una valutazione, anche critica. Ecco, la signora, conosco, la facciamo dire qua perché non arrivo. Mi piace questo, vero? Io sono Elena Magora, sono una consigliera comunale di Castelfranco e sono nel consiglio di Salviamo il Paesaggio Solano Castellana insieme alla professoressa Longoni, che ringrazio perché è veramente ammirevole in tutte le iniziative che propone. Volevo solo fare appunto un'osservazione, e cioè che rispetto agli incontri che venivano tenuti dai relatori, che sono persone importanti e molto competenti, ho visto oggi una grande partecipazione di ragazze. Questo mi ha fatto molto piacere e credo che sia importantissimo, sia un po' la sintesi di tutti i discorsi che sono stati fatti, perché quando si fanno partecipare i ragazzi, diventano loro protagonisti di certi discorsi, chiaramente si ha un dilagare di iniziative interessanti. Mi auguro che i prossimi siano altrettanto frequentati da voi e dai vostri compagni. E Salviamo il Paesaggio ha appunto questo obiettivo importantissimo, è un forum nazionale a cui aderiscono centinaia di associazioni, da WWF, FAI, Lega Ambiente, quindi più conosciute, ma anche comitati cittadini meno forse famosi a livello nazionale, ma ugualmente importanti, perché sul territorio, io da consigliere comunale, io sono entrata in politica e in amministrazione molto tardi, vedete che ho una certa età, e mi auguro che invece ci sia un'entrata alla partecipazione delle cose locali, dei problemi locali più presto da parte vostra, perché è fondamentale, nel senso che voi vi troverete ad affrontare purtroppo tutta una serie di problematiche che sono state causate da errori più o meno consapevoli di chi vi ha preceduto e che comunque non potrete ignorare assolutamente, perché sapete che la situazione dell'ambiente attuale è abbastanza critica, quindi non potrete assolutamente fare a meno di essere consapevoli di questa criticità, perché sarete voi a dover affrontare la realtà di adesso e del futuro. Quindi mi auguro appunto che ci sia una partecipazione continua da parte vostra, sia a questi incontri sia a tutte quelle che sono le tematiche locali. Grazie. Prima facevo l'elenco di tutti coloro che sono interessati, giustamente lei mi ricorda che c'è la politica prima di tutto, nel senso che la politica è intesa come momento decisionale, alla fine tutte le competenze dovrebbero convergere, tutte le sensibilità in una decisione: cosa facciamo di questo paesaggio, come lo trattiamo, come lo organizziamo, eccetera. Torniamo a noi, ce ne andiamo dopo aver detto 2 o 3 cose, dai, no? C'è qualcuno che vuole intervenire? Dove sono parcato? Allora, io volevo ringraziare tutti i ragazzi che si sono resi disponibili a fare questo lavoro di sintesi, perché in effetti gli incontri sono stati ormai, è passato tempo, sono stati dilatati nel tempo, per cui credo che fosse utile fare un po' di sintesi, quindi ho apprezzato molto che ci sia stata questa disponibilità da parte dei ragazzi, e credo che fosse anche importante che ci fosse questo intervento proprio per riportare gli studenti un po' più al centro di questa iniziativa, che ovviamente richiedeva competenze professionali, quindi sono stati chiamati giustamente degli esperti, però appunto se questo progetto voleva coinvolgere gli studenti era giusto che avessero anche un ruolo attivo. E il pensiero che volevo aggiungere era questo, che credo che al di là di tutti i contenuti, la complessità o l'interesse per i vari spunti che sono stati forniti,
il pensiero che facevo mentre ascoltavo le varie sintesi è che uno degli obiettivi che penso possa essere stato raggiunto, diciamo, con questi interventi fino adesso è che per molti ragazzi, anche per noi adulti, ma credo che per i ragazzi sia ancora più significativo, si sia posta l'attenzione sul problema, nel senso che se è vero che il paesaggio è quello che noi anche percepiamo del mondo in cui viviamo, se ci sono tutte queste difficoltà, questi problemi nel tutelare, nel realizzare un buon paesaggio, buono nel senso di buono per la nostra esistenza, per la qualità della nostra vita, credo che questo sia legato anche al fatto che proprio a livello, come dire, culturale, mentale, si è persa un po' per strada la percezione dell'ambiente, della qualità dell'ambiente in cui viviamo. Cioè, io ho come la sensazione che, adesso parlo in generale di tutta la società, quindi giovani e adulti, i giovani sono meno responsabili perché sono gli adulti che hanno creato questa situazione, peraltro, è come una persona che è ammalata e non sa di esserlo, insomma, in un certo senso, cioè il nostro rapporto con l'ambiente, col territorio, in realtà soffre di una serie di carenze, però non siamo abituati a rendercene conto e quindi continuiamo ad andare avanti lasciando che tutte le cose vadano come stanno andando. Per cui credo che il primo passaggio per cambiare le cose sia proprio quello di rendersi conto che c'è il problema, di identificarlo, di chiarirlo con dei termini, perché solo così poi una persona può, come dire, alzare lo sguardo e dire no, questa cosa non va. È solo così che dopo ci può essere l'intervento da parte dei cittadini e dei futuri cittadini in particolare, ecco, insomma. Quindi ecco, poi l'ultima riflessione che volevo fare, proprio per l'importanza che deve avere il fatto che le persone si rendano protagoniste di interventi per come dire, cambiare le cose. A me è piaciuto molto la presentazione del lavoro fatto dalla professoressa Meli, devo dire, perché mi ha fatto proprio percepire come anche proprio nel lavorare con gli studenti ci sia la possibilità di sfruttare tanti aspetti, tante risorse. Io adesso sto pensando che nel nostro liceo abbiamo sempre il problema della carenza degli spazi, dei mezzi, e adesso penso soprattutto a noi insegnanti di scienze, quante risorse ci può dare l'ambiente circostante per creare, diciamo, delle esperienze, diciamo, di lavoro, di formazione, dove effettivamente poi i ragazzi potrebbero effettivamente diventare non solo dei ripropositori di qualcosa, ma anche proprio creare degli spunti, delle riflessioni, insomma una vera formazione. Ecco, quindi volevo ringraziare anche per questo, potrebbe dare degli buoni spunti, insomma. Ecco. Grazie. Questo è uno spunto interessante, nel senso, voi avete partecipato a questi incontri, c'è stata, come dire, qualche apertura, qualche flash tipo vado a fare la facoltà e poi mi vedo a fare un certo mestiere che c'entra con qualcuna di queste cose, che c'entra, poi potete cambiare idea, non è che sottoscrivete il documento e quindi non potrete più fare altro che quella cosa lì. Vedo degli sguardi di intelligenza, dai. Il mio sogno è diventare designer. Diventare? Designer. Designer. Ma designer in un certo ambito, in un certo la moda, immagino. Paesaggistica, ma anche Paesaggistica. interior designer, quindi Il paesaggio, per esempio, quando girate in certe stradine così residenziali, semi-residenziali, buttate l'occhio, c'è il giardino col falso pozzo, il giardino con i nani, il giardino col palmizio, il giardino con i leoni di gesso, cioè trovate frammenti locali
che gran cavolata estetica stanno facendo queste persone, no? È una piccola roba, ma come dire, se non ci abituiamo alla bellezza del paesaggio, ma la vera bellezza, non quella costruita, artefatta, eccetera, magari poi il nostro gusto e la nostra capacità di individuare il bello, di costruire il bello un po' scema, un po', come dire, si esaurisce, anche su queste piccole cose ovviamente. Poi ci sono le questioni più complicate, più, insomma, non è un reato avere, magari a casa avete i nani del giardino, non è un reato, però insomma dai, voi sapete che un po' di anni fa c'era un gruppo che li prendeva e li portava in montagna, era il Comitato di Liberazione dei Nani, no? Facevano un'opera meritoria, togliendo i nani dai giardini. Qualcun altro che mi vuol dire qualcosa? Tu c'hai i nani in giardino? No, cosa c'hai però? Il cerbiato e Bambi. Un cane di gesso. Forse. Quello si può, fa parte del paesaggio, anche gli animali fanno parte del paesaggio, quello si può. La dottoressa Longoni. Professoressa di disegno e storia dell'arte. E anche dottoressa. Allora, io, visto che è partito da noi questo progetto e ho sentito le domande che faceva il professore, diceva se era nato qualche stimolo orientativo. Guardate che quando abbiamo pensato a questo progetto, ed era partito un po' da me questo, perché ho insegnato in questo liceo disegno e storia dell'arte come la professoressa Meli, e ora la professoressa Meli che è giovane, dunque pensavo proprio che il tema del paesaggio poteva essere di orientamento. Uno può dire ambito architettura, ambito scienze ambientali, ambito giurisprudenza, tutta una serie, scienze naturali, scienze forestali, può essere tutta una serie di tematiche che diciamo magari sfuggono o per tradizione familiare o per esperienza personale. Pensavo che questo potesse essere l'occasione per poter fare una tesina al quinto anno che mi faceva comodo con del materiale che in genere non si usa, ma soprattutto il tema dell'orientamento. E sono venuta a parlare adesso, e mi secca essere qui a parlare adesso perché abbiamo parlato tutti noi adulti in tutti gli incontri in cui ci siamo visti. Ditemi se non ha parlato solo gli adulti, professori in genere, ecco, e invece erano nati per voi. Allora, quando c'è stato l'architetto Zandi Giacomi che ha parlato della Convenzione Europea del Paesaggio, aveva lanciato un'idea, che mi ricordo che ne avevamo parlato, che era quella del mandare delle mail oppure se siete in grado, magari con il supporto della professoressa Meli, di costruire un social, di inserirvi in un social network per queste tematiche, per dialogare anche e porre quesiti agli stessi relatori che sono venuti, che sono persone molto disponibili e gentili, oppure per rilanciarvi tra di voi delle tematiche di riflessione. Dopo aver detto questo, qui va un po' a spasso, allora dopo aver detto questo vi dico anche ancora un'altra cosa che ha sollevato la professoressa Magoga prima come consigliera comunale, ed è quello che è nato anche qui dietro come retropensiero nel formulare questo progetto, ed era quello proprio del dire: questi ragazzi nel triennio arrivano ai 18-19 anni, cittadini che votano, cittadini che decidono, quindi per noi era molto importante che ci fosse
anche questo aspetto di formazione che i programmi istituzionali in genere non comprendono, se non la buona volontà e gli interessi specifici dei docenti, per darvi una formazione come cittadino, e cittadino che diventa poi cittadino partecipe, cittadino che quando io insegnavo me li vedevo già, dicevo, alla guida della città e magari anche più avanti. Quindi pensate che in questo modo voi uscite da questo liceo che siete quelli su cui contiamo noi per poter fare meglio di quanto è stato. Ecco, basta. Allora, chiudiamo con una riflessione coraggiosa. È bene che sia uno di voi a finire, altrimenti, come diceva la professoressa, sembra una cosa di adulti e basta. Un coraggioso? Dai, se no non rimaniamo lì. Esatto. Se non parla lo studente, uno che tiri le conclusioni. Due parole. È stato bello. È già qualcosa, dai, vai per questa stamattina. Vai Marti, dai. Dichiara chiusa l'assemblea. Attacca un'altra parola, è stato bello, e ti viene fuori un discorso. Non si fa così. È stato bello, interessante. È stato bello, costruttivo, interessante. Insomma, 3 termini significativi, dai. Vabbè, però abituatevi, prima diceva la professoressa, è una questione di cittadinanza. Cittadinanza vuol dire mi prendo in carico il destino mio, di quelli che mi stanno attorno, del mio territorio, perché nessun altro lo fa, o lo fanno per i propri scopi, per i propri interessi. State attenti, dove ci sono situazioni di forte degrado state sicuri che non funziona la democrazia, intesa non tanto, come dicevamo, andare a votare, ma non mi faccio carico delle cose che mi riguardano. Pensate anche all'economia, probabilmente costa di più un buon prosciutto di San Daniele che un computer. Il prosciutto di San Daniele si finisce nel giro di poche settimane, il computer mi resta per qualche anno, nel senso che ormai, non sto dicendo stupidaggini, nel senso che l'elettronica di consumo non vale più niente. Conta molto di più adesso fare ricchezza su tutta una serie di prodotti che abbiano una valenza, una profondità e una complessità culturale. I computer li fanno a milioni a Taiwan, in Cina, eccetera. Il prosciutto di San Daniele, quello di Parma, il prosecco e il ditemi voi, insomma, tutte le cose che si fanno in Italia, dalle Alpi giù fino all'ultima isola dell'Italia, hanno un valore culturale, oltre che enogastronomico, eccetera, eccetera, che nessuno può copiare, perché vabbè, fanno il parmesano in America, ma non è il parmigiano, Ecco, quindi, ad esempio, questione credo molto importante per chi fa l'agrario, ma anche per chi fa il liceo, perché voi sapete ormai fabbriche chiuderanno progressivamente, ma per ragioni strategiche generali, quindi sarà importante trovare ambiti in cui noi valorizziamo le nostre cose, le cose che sappiamo fare, e diventano fonte di ricchezza, oltre che di bellezza e di altre cose che riguardano l'estetica, lo star bene, eccetera, eccetera. Quindi è il nostro destino. Se non facciamo questo siamo spacciati, perché non abbiamo petrolio, non abbiamo niente da vendere se non questo. La complessità culturale che ci sta sotto i piedi. A questo punto vi mando via, però. Va bene? Visto che non avete parlato. Devo prima di spegnere, devo lasciare che memorizzi la cosa. Allora lui è fatto una foto. Lei ha parlato, Lui è fatto una foto. Allora me le manda e poi non penso che bene, fatto, certo.
Guarda, è veramente bello è stato l'incontro, bravi ragazzi. Bravi i tuoi compagni, veramente sì. Veramente bravi. E se professoressa Meni la conosci? No, beh, insegna quello che è qui. sostituito, quello che è andato in pensione, Robazza, si È chiamava. sostituito Robazza. Era Televisivo. Era Televisivo. Non lo so come fosse, perché non l'ho visto, sì, mi è capitato. Sì, ma non c'è problema, tanto adesso sta memorizzando le cose.